Certo. Buonasera a tutti. Grazie Claudio per essere qui presente fra noi e allo stesso tempo ringraziare il presidentissimo Benedetto Merulla, che l'ho voluto definire un folle sognatore, il quale riesce a trasformare i sogni in realtà, e oggi vederti qui a pochi metri da me è un sogno che diventa realtà. Quindi un grosso applauso io lo darei a Benedetto Merulla, allo staff dirigenziale del club, all'amministrazione comunale guidata egregiamente dal sindaco Matteo Sciotto. Fatto questo preambolo, io voglio farti delle domande semplici. Il gol più bello che hai realizzato e più emozionante, e anche la delusione che ti ha colpito di più durante la carriera calcistica. Il più emozionante è stato il primo, perché mi fa l'assist il mio idolo, Alessandro Del Piero, ed è stato emozionante anche per me in quel momento, perché è stato il mio primo gol tra i professionisti, e infatti si è visto nell'esultanza, dove di regola uno al primo gol va sotto la curva, abbraccia tutti o ha un gesto da fare che diventa la sua esultanza. Io davo i baci a tutti ma non so a chi, cioè ero talmente in una situazione talmente strana che non sapevo manco di aver fatto gol, ho fatto una roba assurda. Quindi la parte più emozionante è stata il primo gol, e quella, l'infortunio al ginocchio sicuramente la parte forse un po' più non tragica, però dove ti ha cambiato, quello sicuramente. E gli infortuni avrebbero cambiato un pochino la tua carriera, l'avrebbero allungata senza infortuni, perché ne hai subito diversi? Ma partiamo dal presupposto che sono i rischi del mestiere, quindi li devi mettere in preventivo. Io ero già cambiato fisicamente prima ancora dell'infortunio. Ho sempre giocato da mezzala ed ero abituato a correre sempre i 50, i 60, i 70 metri. Toccavo meno palloni e correvo di più, avevo meno problemi fisici. Quell'anno lì io passo a giocare davanti alla difesa, toccavo molti più palloni, non facevo più i 50, i 60, 70 metri, ma correvo in 20, 30 metri. In quell'anno lì ho presi 2,5 kg di muscoli, perché il modo che avevo cambiato di correre, incominciavo a farmi male molto di più a livello muscolare, quindi può essere anche una conseguenza quello non lo so. Poi gli infortuni dipende sempre da noi, c'è chi riesce a ritornare come prima, chi ha più difficoltà, però sono i rischi del mestiere, bisogna prenderli come essi. Un'altra domanda sulla Juve attuale. Locatelli può seguire le tue orme? Locatelli, hai parlato bene in un'intervista, può essere un tuo erede? Gli auguro di diventare in primis un grande giocatore, perché ora è un ragazzo giovane di talento che sta dimostrando di valere questa maglia, che sia stato giusto comprarlo. Ci vuole tempo, perché è un ragazzo giovane, per diventare forti ci vuole tempo, ha tutte le carte in regola, ed è stato secondo me un acquisto che la Juventus non doveva farsi sfuggire, e ha fatto bene a farlo. Speriamo. Posso chiudere una domanda di gossip? Ai tempi quando è venuto Trezeguet... Mia moglie non c'è, no, quindi... gossip locale. Quando è venuto Trezeguet ho fatto una domanda chiedendo se fosse stato più feroce Cannavaro nella marcatura o Benedetto Merulla nella marcatura per portarla a Santa Lucia. Lui ha risposto che è stato più feroce Benedetto Merulla. A te voglio chiedere che tipo di corteggiamento ha fatto Benedetto per portarti qua a Santa Lucia? Perché Benedetto fai dei giri larghi, però arriva all'obiettivo, fai dei giri immensi e poi però se riesci sempre all'obiettivo. No, nessuna, perché lui ha sfruttato i canali giusti, è stato bravo, ma soprattutto ha avuto più che altro la coerenza e la pazienza, perché dovevamo venire prima, possiamo dirlo, giusto? Dovevamo venire prima, ma proprio per rispetto di quello che stava succedendo dopo l'estate, non si sapeva se si fossero alzati di nuovo i casi di Covid e quant'altro. Io in primis volevo aspettare per vedere come andava la situazione, e lui è stato tranquillo, disponibilissimo e quant'altro, e ha accettato questa, molto romantico, questa mia proposta. Quindi. Grazie. Grazie anche a Giuseppe Ruggeri, anche per essere sempre presente con Aniceto Web TV a seguire tutte le attività, che sono tante, quindi non è facile, a Santa Lucia del Mela.